Mercoledì prossimo un'operazione delicata avrà luogo a Sant'Andrea Oltremuson, dove verrà disinnescata una granata di artiglieria della Prima Guerra Mondiale da 75 mm. L'ordigno è stato ritrovato durante i lavori in un terreno privato in via Picà. È un luogo naturalmente di campagna che in occasione di uno scavo, diciamo così, atto alla costruzione di un edificio, è stato trovato questo ordigno che da quello che si sembra tra l'altro è di dimensioni abbastanza piccole. Per garantire la sicurezza, l'intervento avverrà in un terreno di proprietà comunale in via Bella Venezia, assicurando un raggio di sicurezza di 150 metri dalle abitazioni e altre infrastrutture. Non ci sono pericoli particolari, se non quelli naturalmente di estrarlo con correttezza e con gli esperti del settore. Infatti interverrà il Genio. Le operazioni di disinnesco saranno condotte dai guastatori dell'esercito italiano appartenenti al terzo reggimento Genio Guastatori di Udine. La granata verrà fatta brillare in un boschetto. Sempre nell'ambito della periferia della città di Castelfranco, che naturalmente sarà atto a poter ospitare questo ordigno. Ordigni di questo calibro si rinvengono spesso in queste campagne, poco lontane dalla stazione dei treni di Castelfranco, dove era presente un deposito munizioni fondamentale per i rifornimenti al Monte Grappa e obiettivo strategico degli austriaci che lo volevano distruggere.